fra poco il 25-26 maggio che andate a votare, ancora ci sono nomi, sussurri, non si è ancora ben capito se le carte sono già fuori. Sappiamo che al momento ci sono 2 candidati, però ce ne sono altri 3-4 che Ma sì, scalpitano. arriveranno, insomma, poi, ma io l'ho vista, questo inizio campagna elettorale lo vedo molto deludente in virtù del fatto che intanto sono passati tutti di qua, non Ah, so dici? se a chiedere o consigli o No, a vedere le disponibilità. parti, dai. Come Sono venuto a anche a vedere le vedere parti. le parti, A vedere le parti. curiosità era più Ecco. forte. Ho incontrato molta gente e ognuno mi ha chiesto sinceramente anche di partecipare e anche per quello che è stato il 2022, una bella campagna elettorale con 2 sole liste, che quest'anno non penso siano solo 2, e quindi l'ho vista deludente perché analizzando per conto mio 15 anni di campagne elettorali ho visto gente, candidati che si sono scontrati, si sono riuniti, poi si sono lasciati, poi si sono riuniti, cioè alla fine lo scontento tra i cittadini è molto evidente su questo fatto. Poi bisogna tirar su la fiducia del paese dopo quello che è stato il 2022 molto promettente, però disatteso per la partenza per Venezia del nostro sindaco. Sì, però è un comune denominatore io sai che seguo tutta la provincia e tra l'altro ho occasione di parlare con tutti i sindaci e tutti parlano che manca una scuola del partito, che era poi una caratteristica del tanto vituperato Prima Repubblica, che comunque si comincia anche a pensare che forse non era così male, nel senso che il fatto stesso che, come dici tu, c'è un'amalgama a destra e a sinistra, che uno va da una parte e uno va dall'altra, e forse nella Prima Repubblica non succedeva, ecco, questo. Assolutamente, i miei nonni mi hanno sempre insegnato, ricordati di stare da una parte, non da 2, tantomeno su 3. Quindi questo è una cosa che bisogna, il colore politico è che sia a destra, a sinistra, a centro, Sì, un però è minimo di coerenza, dici. importante, sì, la coerenza prima di tutto, perché poi è la base di quello che uno promette di fare, insomma, non può. E appunto, sentendo discorsi di paese, tutti sono in difficoltà a mettere a punto una squadra ben definita, quindi sembra una campagna acquisti Del calcio. del calcio, insomma, Però molto, molto triste la cosa. tu sei stato tra i protagonisti dell'attuale governo della città, un pochino con rumore ti sei tirato fuori, sei stato molto critico su certe scelte di certi esponenti politici. Hai voglia ancora di rimetterti in gioco? Ma sinceramente ho pensato fino a un mese fa, 15 giorni fa, di starne fuori e impegnarmi sul lavoro, anche perché appunto le proposte non erano così interessanti da intraprendere un nuovo percorso, anche perché il mio percorso è stato stoppato fin dall'inizio dopo aver preso 300 voti, qualcuno, anzi non qualcuno, il sindaco stesso mi ha detto vincevamo anche senza i tuoi 300 voti. L'altra settimana ha voluto incontrarmi e adesso gli ho detto se vincevate anche senza i miei 300 voti, adesso prova senza di me, vediamo se riesci E nei questo c'è tuoi. un pelino di polemica. Ma è polemica inevitabile È perché inevitabile. insomma per quello che è stato il mio lavoro, che mi è stato riconosciuto da molti cittadini, la risposta è stata deludente. Posso già dire che sto appoggiando e guardando con molto interesse Armida Panizzo per dare una mano forte per arrivare al risultato finale. Come vedi Portoviro fra pochi anni? Ma allora, Portoviro, io vorrei che tra pochi anni ritornasse quello che era quando ero ragazzo negli anni '80, dove un adolescente usciva di casa e trovava il lavoro e di conseguenza una discreta ricchezza per tutti.
Però adesso tu giri per la zona industriale, ce ne sono due tra l'altro di zone industriali qua a Portoviro, e dappertutto cercasi dipendenti, cercasi operai, Questo è quindi un tema molto eh, importante perché eh, non dimentichiamo che il benessere viene solo dal lavoro. Le aziende di Portoviro, tra le più grandi e le più importanti del Polesine, attraversate da una statale Romea che è importante per il commercio, sono in crisi, in difficoltà per la mancanza di maestranze. Aziende che hanno 60, 70, 80 anni o 50 anni, hanno festeggiato di 50 anni di attività, sono in grossa difficoltà per appunto le maestranze. e Noi quindi abbiamo qui vicino, per esempio, la scuola l'ENAIP. l'ENAIP qui a San Giusto, che secondo me è molto importante. Sarebbe molto importante una collaborazione amministrazione-scuola per quello che è l'indirizzo dei ragazzi fuori dalle finite le scuole dell'obbligo. Quindi riuscirà secondo te a mantenere questa leadership come città rispetto addirittura non solo sul Delta, ma anche, io penso addirittura sulla fascia romea e arrivando fino a Rovigo. Ce Allora, la farà? è un dovere che chi amministrerà non deve promettere l'asfalto, la strada o il lampione, deve promettere ai propri cittadini di fare un esame di coscienza molto importante ma semplice, dare ai figli quello che noi abbiamo trovato dai nostri genitori. Questo deve essere l'impegno, secondo me, per l'amministrazione futura, le amministrazioni future. Chiudo con questa tua dichiarazione che mi fa piacere, però gira un qualche meme che dice una popolazione povera fa una classe dirigente forte, una classe dirigente forte e non povera fa una seconda classe debole. A me i vecchi mi hanno sempre detto, tieni presente il numero 3, le 3 generazioni. Uno costruisce, la seconda mantiene e la terza La magna, come diciamo noi. dissipa. Ma a Portoviro a che generazione siamo arrivati? Ma spero che siamo arrivati alla generazione Che che mantieni forse ha perlomeno. dissipato un po', ha dormito un po' sugli allori e che comunque, essendo di buona volontà, popolazione geniale che si inventa il lavoro, che costruisce, riprende in mano questa situazione, questa ricchezza che abbiamo, anche genetica, e porti Portoviro a quello che deve essere nel Polesine, non siamo secondi a nessuno, e anche nel Delta. Grazie Luca, lunga Grazie vita a a voi, Portoviro e soprattutto fra poco veniamo a al festeggiare. party.